Presidente, oggi qui a Mestre per l'assemblea annuale della Confapi Venezia, una assemblea molto partecipata e anche molto produttiva. Oggi si è parlato di lavoro, può dare un suo commento su questo decreto ministeriale? Ma innanzitutto sono molto felice di aver visto un'associazione territoriale molto viva, in crescita, quindi complimenti al Presidente Zecchinelli che è stato appena rinnovato. Per quanto riguarda il decreto appena approvato dal Governo, io penso che una diminuzione del cuneo fiscale fosse necessaria, anche se in questa fase ha interessato solo i lavoratori, però i lavoratori, che dobbiamo dirlo, sono stati quelli più colpiti dal tasso di inflazione che vi è stato negli ultimi mesi. Tant'è che Confapi è stata l'unica associazione che ha proposto una completa detassazione degli straordinari, perché sempre di più dobbiamo andare nella direzione che chi vuole lavorare e toglie tempo libero alla propria famiglia deve guadagnare di più. Dal punto di vista delle imprese, io penso che sia necessario andare a ridurre quel gap di 5 punti tra la parte europea e quella italiana, perché le nostre piccole e medie industrie meritano di poter competere ad armi pari con quelle europee, soprattutto perché hanno dimostrato, in particolare nell'epoca post-Covid, di essere quelle aziende che hanno trainato il sistema paese. Quindi l'augurio sempre di più che la piccola impresa, la piccola industria diventi il motore non solo a parole ma vero dello sviluppo economico di questo paese e abbia l'attenzione che merita da parte del governo e delle istituzioni regionali e locali. Ecco, le piccole industrie sono quelle che hanno il metro migliore per giudicare come la vita di un lavoratore, quali sono le difficoltà non tanto interne ma quanto esterne poi che si portano comunque poi al lavoro il giorno dopo. Ecco, noi abbiamo i contratti a termine ma gli interinali poi non sono coperti, diciamo, se vanno in banca, sono degli invisibili. Ecco, questo è una delle cose che ultimamente vedo anche nei TUS che cominciano a capire, perché bisognerebbe conoscerli questi. Lei mi sembra ha fatto alcuni passaggi a favore di questi lavoratori. Ma guardi, una considerazione fondamentale è che per noi i lavoratori non sono un numero, ma sono un asset strategico della nostra impresa. Molto spesso partecipiamo ai loro matrimoni, siamo testimoni di nozze e nell'epoca Covid, mentre la grande industria licenziava solo guardando componenti di carattere economico-finanziario, noi ci siamo tenuti ben stretti i nostri lavoratori. Quindi quello di cui noi abbiamo necessità da un lato è una flessibilità dovuta al fatto che il mercato continua a cambiare a una velocità pazzesca, però sapendo che la valorizzazione del capitale umano è una delle componenti fondamentali delle nostre aziende, perché ogni persona che noi formiamo è una persona che vogliamo valorizzare e far crescere, e per poterla far crescere queste persone meritano di poter guadagnare il giusto per poter far sì che l'azienda diventi sempre di più il luogo dove voler stare perché ci stanno bene.